Settimana decisiva quella che si è aperta oggi sul fronte del rimpasto nel governo Crocetta. Per domani a Palazzo d'Orléans è previsto un vertice di maggioranza con il governatore che riceverà i leader di partito per aprire ufficialmente la pagina del rimpasto. Ma difficilmente Crocetta seguirà la linea che si attendono PD e Articolo 4, i principali interessati al cambio di assessori. Fausto Raciti, segretario PD, invoca un azzeramento della giunta per ripartire con un nuovo patto di governo, ma Crocetta considera intoccabili alcuni nomi: Lucia Borsellino alla sanità, Nelly Scilabra formazione, Linda Vanchieri attività produttive. Gli assessori più in bilico sono proprio quelli del PD: Mariella Lubello, territorio e ambiente, Nino Bartolotta, infrastrutture, Luca Bianchi, economia. Anche la minoranza interna al PD, impersonata da Giuseppe Lupo, sconfitto da Raciti alle primarie, è per la linea d'azzeramento della giunta. Il PD tiene blindati i nomi da proporre: uno potrebbe essere quello dell'Etneo Angelo Villari, area Cuperlo, mentre per l'area Renzi si fanno i nomi di Giuseppe Bruno e Fabrizio Ferrandelli. In casa UDC un posto in giunta va al segretario Giovanni Pistorio, ma Crocetta intende ridurre da 3 a 2 il numero degli assessori scudo crociati. In bilico ci sono sia Patrizia Valenti, che potrebbe correre per le europee, che Ester Bonafede, ma c'è lo stop del capogruppo Lillo Firetto: siamo la seconda forza che ha espresso Crocetta, rivendica al netto della trasumanza che ha caratterizzato certe forze. Parole che sottolineano la chiara intenzione di resistere e di non cedere facilmente un posto da assessore. Per Firetto in questa fase è più urgente concordare gli obiettivi di governo, ma la vera manovra in giunta sarà quella per dare spazio all'articolo 4, che si presenterà al tavolo di domani chiedendo 2 assessori, forte di 9 deputati all'Ars. Uno sarà un avvocato siracusano, il cui nome resta ancora nel taccuino di Lino Leanza. In pressing ci sono pure i democratici riformisti di Totò Cardinale, a sperare in questo caso è Marco Forzese. Ma per dare spazio a questi nuovi partiti, Crocetta dovrebbe cambiare ben più dei 4 assessori che si dice disponibile a sostituire, e a quel punto anche qualcuno fra Maria Rita Sgarlata, Michela Stancheris e Niccolò Marino dovrebbe cedere il passo.